Bentrovati amiche e amici all'ascolto. Lunedì 30 novembre in campo la Lazio e il Cagliari per il posticipo della sesta giornata della Serie A di futsal femminile. In collegamento Adriano Berruti dal Pala Games di Roma. Lazio che si schiererà con Tirelli, Arianna, la numero 1, la numero 6, la capitana Barca, la numero 7 Beita, la numero 8 Benvenuto, la numero 9 Ballardin, la numero 10 Tanigna, la numero 12 Gabbi, la numero 17 Pigneiro, la numero 19 D'Angelo, la numero 20 Grieco, la numero 22 Scarcella e la numero 77 Vanessa. Cagliari Futsal che si schiera con la numero 1 Mascia, la numero 4 Bargiu, la numero 7 Dodero, la numero 8 Gasparini, la numero 10 Marcon, la numero 11 Naiara, la numero 17 Marchese, la numero 18 Mendes, la numero 20 Taina Dos Santos, la numero 21 la capitana Cuccu e la numero 27 Azzori. Ancora qualche istante e poi comincerà la gara. Lazio che si schiererà nel quintetto titolare con Tirelli, Grieco, Tanigna, Vanessa e Beita. Cagliari che risponde con la numero 1 Marscia, la numero 17 Marchese, la numero 20 Taina Dos Santos, la numero 4 Vargiu e la numero 8 Gasparini. Questi i quintetti titolari. C'è prima però da rispettare il minuto di silenzio. Sembra davvero tutto pronto, il pallone è sistemato sulla linea di centrocampo, sarà del Cagliari il calcio d'inizio con Bargiu e Marchese sul pallone. Si comincia con il tocco arretrato a cercare Gasparini, prova subito a evitare Tanigna, appoggia per Taina, poi ancora Gasparini, scambia con la numero 20 lungo il pallone di ritorno, deve evitare il pressing di Grieco che la ferma in fallo laterale, subito aggressiva la squadra di casa in maglia gialla per l'occasione. Fallo laterale con Taina Santos che tocca a destra per Gasparini, affrontata da Tanigna che recupera palla in un'ottima posizione. Tanigna, c'è Greco in mezzo, Tanigna va col destro, largo alla destra di Mascia, prima occasione per la Lazio con Tanigna che ha recuperato un ottimo pallone sulla tre quarti offensiva, poi è andata dritta verso la porta a concludere. Impreciso però il destro, non trova lo specchio. Allora riparte il Cagliari con Mascia che ha toccato lì per Taina Santos, quindi Gasparini, pallone in verticale che si perde, lo controlla Vanessa, non è che si perde tra le braccia di Tirelli. Vanessa a sinistra da Beita, prova ora a orchestrare l'azione della Lazio, scambiano ancora Vanessa e Beita, ancora la spagnola, larga da Vanessa, ancora Beita, c'è a sinistra Tanigna con un po' di spazio, la numero 10 centrale per Vanessa, poi si muove in profondità, riceve ancora a sinistra, sfida Vargiu, Tanigna va sul destro, Tanigna un po' di spazio, calcia alto sopra la traversa. Già la seconda conclusione della numero 10, entrambe fuori dallo specchio, ma Lazio pericolosa
questi primi secondi di gioco. Ora Mascia che può riavviare l'azione, tocco lungo a cercare Marchese, scavalca Beita, Marchese in area di rigore, pallone dentro, non trova Taina Santos, trova la deviazione probabilmente di Beita, sarà fallo laterale, quindi in zona offensiva per Cagliari. Si avvicina Gasparini al punto di battuta. C'è lì Taina Santos che calcia subito verso la porta, esterno della rete, controlla l'uscita della sfera Tirelli. Quindi rimessa dal fondo in favore della squadra di casa. Beita, toccato a sinistra per Vanessa, ancora la spagnola. Ora a destra da Tanigna. Tanigna, una finta, poi torna ancora dietro da Beita. Vanessa, altezza del centrocampo per la Lazio, alla ricerca di Varchi nella difesa sarda. Ancora Tanigna, Beita. In verticale per Vanessa che torna indietro. Vanessa poi buono il pallone in verticale per Greco che si gira e calcia sotto le gambe di Mascia. Il vantaggio della Lazio con Alessia Greco, la numero 20. Ha trovato un ottimo angolo di tiro, un errore qui del portiere del Cagliari che si lascia sfuggire la sfera sotto le gambe, quindi vantaggio laziale 1-0. Dopo circa 1 minuto e mezzo di gioco la Lazio trova il vantaggio con Alessia Greco. Ora Cagliari pronto a riavviare l'azione con Marchese che ha toccato dietro per Gasparini. Subito a sinistra da Taina Santos che va in verticale. Ottimo pallone per Marchese che va al volo con il destro largo alla sinistra di Tirelli. Conclusione difficile tentata dalla numero 17. Ma buona trama di gioco qui del Cagliari. Beita. Riparte la Lazio. Tanigna a sinistra affrontata da Taina Santos. Poi va a destra da Beita. Un po' di spazio Vanessa a sinistra. La serve. Fronteggiata da Marchese. Vanessa prova a liberarsi e calcia. Guadagna un fallo laterale sull'opposizione della numero 17 ospite. Si avvicina a Beita ora al punto di battuta. Fallo laterale in zona offensiva per la Lazio. Ecco Beita, accanto a lei Vanessa, va invece dall'altra parte per Tanigna che manca l'aggancio e perde quindi il possesso la Lazio. Pallone recuperato dalla squadra ospite che gira con Gasparini, sfida Greco. Gasparini, una finta, poi pallone complicato per Vargiu che lo mette giù molto bene. Marchese di prima, ancora per Vargiu, buona uscita qui Cagliaritana. Gasparini perde la palla sull'appoggio, ottimo il pressing di Greco che poi però si porta la sfera in fallo laterale. Buono il pressing biancoceleste in questo caso. Ora Gasparini, ancora possesso per la squadra ospite. Vargiu, Marchese, sbaglia l'aggancio. Possesso quindi per la Lazio, buono il pressing offensivo ancora con Vanessa. Quindi Beita, riparte la squadra di casa. Tanigna, ancora Beita in verticale per Greco che si muove molto bene, prova la sponda per Vanessa. Buona l'interdizione di Marchese che prova anche a lanciarsi in contropiede. Ottima la diagonale di Vanessa, recupera la Lazio. Beita a sinistra per Vanessa, il controllo, sfida ancora la numero 17, ottimo il pallone per Greco, a tu per tu con Mascia, la finta, Greco non trova lo spazio per concludere, quindi Vanessa allarga per Tanigna che non trova lo spazio per la conclusione, quindi ancora Lazio. Beita, Vanessa, sfida ancora Marchese, Vanessa, pallone dentro per Greco e il 2-0 della Lazio, pallone geniale della numero 77, la doppietta di Alessia Greco a 17 minuti e 13 secondi dalla fine del primo tempo, raddoppia la Lazio sempre con Alessia Greco. Gran palla di Vanessa che ha fintato la conclusione, è andata invece in mezzo dove ha trovato sola Alessia Greco che ha dovuto solo appoggiare in rete. Si riparte ora con Taina Santos che ha toccato lì Gasparini, prova ancora il tocco in verticale, recupera Vanessa nel cerchio di centrocampo, si lancia Vanessa con la punta, palo esterno. Lazio vicinissima al gol del 3-0, Lazio partita fortissima in questa gara. Con la punta ha cercato l'angolino alla destra di Mascia Vanessa, non trovando lo specchio della porta per una questione di centimetri. Quindi Mascia, il lancio lungo a cercare Taina Santos, l'uscita di Tirelli con il petto, Tirelli mette in fallo laterale. Conquista quindi una rimessa in zona offensiva, adesso Cagliari. Si avvicina a Gasparini al punto di battuta. Ecco la numero 8, c'è il movimento dietro di Vargiu, pallone corto per Taina Santos, lo scambio, poi il pallone che arriva in qualche modo a Marchese a destra che appoggia all'indietro per Mascia
Mascia chiama un movimento, poi lancia lungo, pallone decisamente lungo che si perde tra le mani di Alessia Tirelli. Arianna Tirelli. Quindi pallone rigiocato dalla Lazio con Beita che va a destra da Vanessa. Ancora Beita, Tanigna, affrontata da Marchese, buono lo scambio con Vanessa, lungo il pallone di ritorno ma è buono per Grieco che lo difende da Marchese. Ancora Grieco, decide di gestire il possesso alla Lazio. Beita va ancora da Vanessa a sinistra, Vanessa fronteggiata da Gasparini, prova ad andare sul destro, non trova spazio, allora appoggia nuovamente alla spagnola. Quindi Vanessa, una finta, dentro Grieco, lungo il pallone di ritorno che arriva a Tanigna. Tanigna prova a calciare, Vargiu si frappone sul tiro di Tanigna, quindi fallo laterale per la Lazio. Si avvicina Vanessa, la numero 77, andrà lei a battere. Ecco Vanessa al tocco, dietro per Tanigna. Un po' di spazio alla numero 10, Grieco sbaglia, qui l'appoggio per Vanessa, non si capiscono le due, riparte Cagliari con Gasparini, buono il dribbling su Beita, poi il pressing di Grieco che recupera il possesso, fallo laterale è per la Lazio, c'è stato un secondo tocco da parte di Gasparini che prova a prendersi qui il fallo laterale, invece è per la squadra di casa, quindi Beita, c'è lì Tanigna pronta a ricevere. Poi lascia proprio alla numero 10 Tanigna, forte verso Gabbi che è entrata al posto di Grieco, la numero 12. Primo cambio nella Lazio, qui sbaglia Tanigna, il pallone per Beita, presa in controtempo la numero 7. Cambi nella Lazio, entrano anche Pinheiro e Ballardin. E anche Barca, quindi entra anche la capitana Barca, fuori Beita, Vanessa e Tanigna. Ora il pressing di Gabbi, esce bene Taina Santos, poi Marchese a destra. Buono il tocco centrale per Taina Santos, ancora l'1-2, Marchese prova ad andare a sinistra dalla numero 11, quindi recupera la Lazio con Barca che si lancia in contropiede, c'è Gabbi sulla destra, Barca prova il dribbling, Marchese mette in calcio d'angolo, invece no, rimessa dal fondo in favore di Cagliari, dice l'arbitro. Cagliari che riparte con Naiara che ha scambiato con Marchese, quindi a destra dalla numero 18 Mendes, ancora Naiara in verticale, pallone buono per Marchese che poi sbaglia la sponda, recupera Gabbi che prova a lanciarsi in contropiede, Gabbi brutto qui l'intervento falloso di Mendes, calcio di punizione in favore della Lazio, troppo ruvida la scivolata di Mendes, quindi calcio di punizione all'altezza del centrocampo per la Lazio, larga sulla destra, Barca sul pallone, c'è Pinheiro che si propone dietro di lei. Barca, larga per Pinheiro che va a sinistra da Ballardin, prova ad affrontare l'avversaria, Ballardin, una finta, Ballardin ancora lei col possesso, tocco dietro per Pinheiro che sbaglia l'aggancio ma ha tutto il tempo per appoggiare dietro a Tirelli, ancora Lazio, Tirelli a destra da Gabbi, Gabbi una finta col mancino, poi il tocco per Barca pressata, quindi ancora Gabbi in profondità senza pensarci, trova comunque un fallo laterale sull'errore, sullo stop di Santos, quindi tiene il possesso la Lazio. Pinheiro sul pallone, sistema il punto di battuta il direttore di gara, poi l'appoggio per Barca a sinistra subito da Ballardin, ancora Barca prova l'1-2, quindi Gabbi, ancora Ballardin, la chiusura di Mendes, calcio d'angolo in favore della Lazio. Ancora 14 minuti e 42 secondi alla termine del primo tempo, calcio d'angolo in favore della squadra di casa con Barca che si avvicina al punto di battuta. Movimento fuori di Ballardin che riceve, Ballardin prova subito a tirare, controlla l'uscita della sfera, Mascia alla sua destra, tiro impreciso, riparte Cagliari con Naiara che appoggiata per Mendes, prova il dribbling su Barca, poi appoggia ancora a Naiara, un po' di spazio a destra Marchese, riceve ora al numero 17, sbaglia però con l'esterno del destro il pallone in profondità, controlla l'uscita Pinheiro, quindi possesso per la Lazio. Pinheiro appoggia per Barca, va a destra da Ballardin, ancora Lazio, Ballardin si accentra, poi il tocco per Pinheiro, in verticale per Barca, in mezzo a due, ottimo l'aggancio di Barca, il dribbling anche su Marchese, Barca poi prova ad andare in mezzo da Gabbi,
poi recupera e poi un fallo di Barca per non far ripartire la squadra ospite. Fallo subito dalla numero 11 Nayara. Quindi possesso che potrà essere gestito dal Cagliari con Nayara che ha già toccato a destra per Mendes. La fronteggia Gabbi, Mendes prova ad andare sul mancino, il tocco in verticale per Nayara, ancora Mendes, quindi Taina Santos, sempre Gabbi su di lei, tocco a destra, a sinistra per Mendes, buona la chiusura in anticipo di Barca che supera Marchese, quindi Ballardin prova a difendere il pallone la numero 9, buono il tocco a sinistra per Gabbi che poi appoggia a Pinheiro. Impreciso il pallone che arriva a Tirelli, occhio al pressing di Nayara, sbaglia Tirelli, controlla il fallo laterale Marchese, recupera il possesso quindi Cagliari. Il numero 17 sul punto di battuta, appoggia per Taina Santos, non ha sistemato bene il pallone, controfallo in favore della Lazio. Ingenuità qui della numero 17, quindi Pinheiro. Appoggia per Barca, sinistra da Ballardin, riparte la Lazio, Pinheiro, buono il dribbling, c'è un fallo netto di Taina Santos che è arrivata in ritardo, senza cattiveria ma nettamente in ritardo l'intervento della numero 20, riparte ancora la Lazio quindi con Barca, tocco in verticale per Gabbi che lo difende, ancora indietro da Ballardin che va a sinistra da Pinheiro, fronteggiata da Mendes, Pinheiro prova ad andare sul mancino, Pinheiro va a calciare. C'è il tocco di Mascia secondo il direttore di gara, allora calcio d'angolo in favore della Lazio. Andrà Ballardin dalla bandierina. Tocco fuori per Pinheiro, controlla con la suola, poi il tocco per Gabbi, Ballardin tenta subito la conclusione di prima, recupera però poi il pallone ancora alla Lazio con Pinheiro che evita il fallo laterale, buono il lavoro di Pinheiro. Non secondo il direttore di gara, quindi pallone che si perde sull'out di destra, recuperato dal Cagliari. Ora con Nayara. Tocca dietro per Mascia. C'è a destra Mendes, Massa invece cerca in profondità il movimento di Taina Santos. Decisamente lungo il pallone della numero 1 ospite, quindi Tirelli. Può riavviare l'azione della Lazio, mentre intanto rientrano Tanigna e Beita. Ma anche Grieco nella formazione biancoceleste. Beita gestisce un pallone complicato per Tanigna, pressata, buono il tocco a destra per Ballardin, in verticale per Tanigna, pallone lungo, lo controlla Taina Santos, recupera Cagliari con Mascia che va ancora al lancio lungo, sempre a cercare Marchese, l'uscita di Tirelli, recupera Vanessa, quindi Tanigna, una finta, poi torna da Vanessa a sinistra. Ancora Tanigna nel cerchio di centrocampo, controlla, appoggia ancora a Vanessa. Vanessa fronteggiata da Marchese, non dribbla e torna ancora indietro, quindi Beita, la spagnola. Tocca ancora per Vanessa, bene il movimento di Tanigna a sinistra che evita l'uscita della sfera. Tanigna prova ad andare sul destro, troppe su di lei, poi forse un tocco di mano di Mendes, riparte Cagliari con Marchese che si propone errore. Quindi Mendes è buono, il recupero di Beita. Alla fine fallo laterale in favore della squadra ospite. Richiama direttore di gara, qui richiama Tanigna per una parola di troppo probabilmente sul tocco di mano che voleva in precedenza della numero 18 Mendes, che aveva favorito la ripartenza ospite. Qui recupera bene Tanigna, ancora in diagonale su Marchese, ancora fallo laterale per Cagliari sull'out di destra. C'è Nayara sul pallone che appoggia a Mascia, va lunga Mascia, pallone a cercare la numero 27 Azzori che non trova l'aggancio, quindi recupera la Lazio con Vanessa che scambia con Beita. Ancora la spagnola a sinistra da Tanigna, sfida ancora Mendes, Tanigna, una finta, Tanigna se ne va sul mancino, il pallone dentro per Grieco, una finta di Grieco, poi calcia con il destro, ottima la chiusura di Mendes, bellissimo il lavoro difensivo della numero 18 che in scivolata si è frapposta alla conclusione di Grieco. Calcio d'angolo poi in favore per la Lazio con Beita, si incaricherà della battuta. Grieco, pallone che forse sarebbe arrivato a Vanessa, lo perde Alessia Grieco che poi commette fallo sulla ripartenza di Mendes. Arriva il cartellino giallo per Alessia Grieco, fallo tattico qui della numero 20. Era un'ottima occasione in ripartenza per Cagliari che ora sostituisce Marchese, rientra Gasparini con la maglia numero 8. Mendes
scambia proprio con Gasparini. Non ha fischiato però il direttore di gara, che quindi chiede di ripetere. Mendes, anzi Gasparini sul pallone. Mendes che si è allargato a sinistra, il pallone è a destra per Naiara. Naiara, occhio al pressing di Tanigna, pallone gestito male, Tanigna tu per tu con Mascia, le calcia addosso, poi ancora Grieco, una finta, non trova lo spazio per calciare, ancora Lazio con Tanigna che saggiamente appoggia dietro a Beita e tiene il possesso. Vanessa, ancora Beita, sinistra da Tanigna, fronteggiata da Naiara, al tocco centrale per Vanessa che poi appoggia dietro a Tirelli. Ancora Beita, pressing ora Cagliaritano, esce bene la Lazio con Vanessa, buono il pallone a destra per Tanigna, Tanigna, occhio al movimento di Grieco in mezzo, Grieco stop e calcia, largo alla destra di Mascia, ha chiuso troppo, qui la conclusione con il destro, la numero 20 Grieco, già 2 gol per lei in questa giornata. Riparte Cagliari con Naiara, pressata da Grieco, guadagna la rimessa dal fondo calciandole addosso. Ancora possesso quindi per Cagliari con Mascia, tende un movimento di una compagna, poi va a lungo a cercare il movimento di Azzori, pallone che si perde tra le braccia di Tirelli. Ancora Lazio, ora Vanessa, scambia con Beita, pressata da Mendes che riesce a toccarle la sfera in rimessa di fondo, pallone che potrà essere gestito nuovamente da Arianna Tirelli, che va a destra da Tanigna. Ancora Lazio, Tanigna sfida Mendes, poi si appoggia a Beita, Vanessa a sinistra, tocco centrale per Tanigna, c'è il movimento a destra di Beita, servita ora la spagnola, al centro per Vanessa, ancora Beita, bene a sinistra di prima per Tanigna, fronteggiata da Azzori, Tanigna prova il dribbling, poi si appoggia a Vanessa, c'è movimento in profondità di Beita, buona la diagonale di Gasparini, riparte ora Cagliari con il pallone a sinistra per Azzori che va dentro da Naiara, una finta Tirelli, si oppone in calcio d'angolo, occasione qui per la squadra ospite con Naiara che aveva poco angolo di tiro, cercato comunque la via del gol trovando le gambe di Tirelli. Calcio d'angolo quindi in favore di Cagliari con Naiara che tocca corto lì per Gasparini, scambiano le due, nuovo calcio d'angolo in favore di Cagliari sul pressing di Beita. Ancora Naiara, movimento fuori di Gasparini, pallone impreciso di Naiara, fallo laterale per la Lazio, errore qui della numero 11. Ora cambio, fuori Azzori, dentro Vargiu per Cagliari, rientra quindi la numero 4. Ancora 10 minuti e 5 secondi in questo primo tempo, Lazio ricordiamo in vantaggio per 2-0, le due reti siglate da Alessia Grieco. Ora Tanigna a sinistra, prova a saltare Mendes, se ne va ancora sul mancino Tanigna, il pallone dentro per Grieco, presa in controtempo, era andata verso la porta Grieco, pallone invece a rimorchio di Tanigna, sfera che si perde sull'out di destra, fallo laterale in favore dei Cagliari. Con la numero 11 Naiara che appoggia per Mascia. Ancora Naiara, il pressing di Grieco, buono il pallone in uscita per Vargiu, un po' di spazio a sinistra, Vargiu, tocco centrale per Gasparini, ottima occasione qui per Cagliari, grande uscita di Arianna Tirelli, sull'occasione va presa anche una botta a Gasparini, anzi Vargiu scusate, che rimane a terra, la numero 4, sull'uscita a valanga di Tirelli che è riuscita però a evitare il gol ospite. Sarà fallo laterale sulla tre quarti offensiva per Cagliari, mentre tanto c'è un time out, quindi partita che si fermerà per un minuto circa.
Ecco la sirena, quindi si può ricominciare. Ricordiamo, sarà fallo laterale sulla tre quarti offensiva per Cagliari. C'è Naiara sul pallone. Con Naiara, appoggia lì per Mendes. Quindi Gasparini, va a destra da Vargiu. Ancora possesso cagliaritano, l'appoggio per Mascia sul pressing di Beita. Ecco Mascia, pallone in profondità a cercare Naiara che prova a girare di testa, non trova la sfera. Pallone che si perde ancora tra le mani di Arianna Tirelli. Beita. Ripartita la squadra di casa, Vanessa, una finta, vuole il movimento in profondità di Grieco, gestisce il pallone, poi tocca a sinistra per Tanigna. Ancora Vanessa, Beita, in mezzo al campo per Tanigna, ancora Beita, lo scambio tra le due, Vanessa a sinistra, ancora Beita. Ora a destra da Tanigna, Tanigna, occhio al movimento di Grieco in profondità, servita molto bene, cerca la girata di testa, non trova lo specchio, Alessia Grieco, occasione per la Lazio. Rimessa dal fondo in favore di Cagliari. Si erano perse qui ancora una volta il Greco. Poi attenzione, il pallone recuperato dalla Lazio. L'errore difensivo di Cagliari. Il gol di Vanessa e il 3-0 siglato dalla squadra di casa con la numero 77 che non ci ha pensato due volte e col mancino ha battuto Mascia. Pallone a mezza altezza alla destra della numero 1 cagliaritana. E Lazio che trova la via del 3-0. Cagliari che ancora una volta dovrà battere dal cerchio di centrocampo con Vargiu e Marchese pronte a riavviare il gioco. Naiara, tocca a destra per Mendes, fronteggiata da Gabbi. Mendes prova ad andarsene sul destro, buon lavoro difensivo di Gabbi che però poi lascia passare il pallone. Alla fine Pinheiro, buon intervento difensivo della numero 17. Ma ancora Cagliari in possesso con Mascia, toccata a sinistra per Vargiu. Quindi Naiara, pressing forte della Lazio con Gabbi che non riesce a tenere il possesso ma riesce a toccare il pallone in fallo laterale. Mascia, ancora possesso Cagliari, pallone in profondità a cercare Marchese che lo gira di testa nel vuoto, controlla l'uscita della sfera Barca, possesso quindi per la Lazio. Rientrata anche Balardin nelle fila biancocelesti. Ora tocco dietro per la capitana Barca, tocca a sinistra per Pinheiro. Ancora Barca, fronteggiata da Marchese, passa con un contrasto Barca all'1-2 con Gabbi. Barca voleva un fallo qui, niente, secondo il direttore di gara rimane a terra la numero 6, poi Mascia prova a lanciarsi in contropiede, perde il possesso ma rimane ancora a terra la capitana biancoceleste. Duro l'intervento, mi era sembrato di Marchese, non ha visto nulla il direttore di gara. Si tocca la caviglia sinistra, la numero 6, che ora si rialza aiutata dalla numero 1 ospite. Sembra comunque poter proseguire. Fallo laterale che sarà in favore della Lazio, con Pinheiro che va a recuperare la sfera. Movimento incontro di Balardin, riceve nel cerchio di centrocampo la numero 9, poi torna ancora da Pinheiro a destra. Balardin, si muove Gabbi a sinistra e riceve, ancora Balardin. Gabbi ad impostare ora Pinheiro, pressing forte di Marchese, buono lo scambio con Gabbi. Naiara su di lei, Gabbi tocca male qui con Pinheiro che non riesce a stoppare, poi il pallone dentro. Naiara ha cercato una sponda per Marchese, pallone debole, recupera quindi Arianna Tirelli. Balardin a destra per Pinheiro, fronteggiata da Marchese, trova un varco per servire Barca a sinistra, quindi ancora Balardin. Pinheiro tocca a sinistra per Balardin, riesce ad evitare il fallo laterale. Pinheiro, movimento di Gabbi, non servita, allora Barca a destra, lo scambio con Balardin, pressata, ottimo il dribbling di Balardin, il fallo di Taina Santos che arriva in ritardo, ottimo il lavoro con la suola della numero 9. Poi gesto di fair play tra le due, non c'era cattiveria nell'intervento della numero 20. Quindi Pinheiro sfida ancora Marchese, prova ad andarsene sul mancino. Buon lavoro qui di Marchese che poi difende l'uscita della sfera sul fondo. Rimessa dal fondo quindi per Cagliari con Mascia. Taina Santos si muove in profondità, poi il pallone va a destra per Marchese che ha un po' di spazio. Marchese prova a calciare subito
tiro decisamente alto sopra la traversa, difesa da Arianna Tirelli. Il numero 1 biancaceleste che ora riavvierà l'azione toccando a sinistra per Pinheiro. Pinheiro, tocco per Barca, quindi Balardin, servita ancora Barca adesso a sinistra, numero 6 Balardin, si difende dall'attacco di Vargio, ancora Lazio col pallone perso da Pinheiro. Non c'è fallo secondo l'arbitro di Barca, sbaglia l'aggancio Taina Santos che ha cercato di recuperare in zona offensiva. Voleva un calcio di punizione qui la numero 20. Secondo il direttore di gara si è lasciata cadere, quindi fallo laterale che è in favore della Lazio. Pinheiro, tocco per Barca che poi va lunga a cercare il movimento di Gabbi, grande aggancio di Gabbi che poi prova anche il dribbling appoggiando per Pinheiro. E Nayara riesce ad anticipare la portoghese. Pallone che si perde però sul fondo, quindi Tirelli ha già riavviato per Barca. C'è a sinistra Balardin che ha un po' di spazio. Torna da Barca, a destra da Pinheiro. Si muove poi a sinistra Barca, fronteggiata da Taina Santos. Pinheiro a destra da Balardin. Buono il movimento incontro di Gabbi, anticipata da Nayara in fallo laterale. Quindi ancora possesso per la Lazio, 6 minuti 23 secondi alla fine del primo tempo. Balardin, Barca ancora a sinistra da Pinheiro. Pinheiro, c'è il movimento in profondità di Barca, la finta di Pinheiro di servirla, poi va da Balardin, ancora Pinheiro nel cerchio di centrocampo, tocco per Barca che cerca il movimento di Gabbi che anticipa Nayara, poi Vargio, quindi Balardin prova a difendere la sfera, Balardin sul fondo, Balardin non ha spazio, forse un fallo di Vargio, niente, secondo l'arbitro. Allora rimessa dal fondo per Cagliari con Mascia che appoggia lì per la numero 11 Nayara, va a sinistra da Vargiu, pallone in verticale per Taina Santos, buono lo scambio tra le due, poi Balardin, ottimo ripiegamento difensivo della numero 9 che recupera e poi tocca per la sua capitana Barca che può impostare, ancora Balardin, quindi Barca va a destra da Pinheiro, prova il dribbling su Taina Santos, riesce a passare sul mancino, appoggiare per Barca in verticale da Gabbi, la tiene Nayara, si gira Gabbi, buono l'appoggio ancora per Pinheiro che si deve impegnare per evitare il fallo laterale, tiene il possesso la Lazio con Pinheiro, buono il dribbling su Taina Santos, pallone dentro per Barca, una finta, poi il pallone va a sinistra per Gabbi, lo voleva più avanti la numero 12 che poi appoggia per Balardin, ancora Barca, tre quarti offensiva per la Lazio che prova a chiudere adesso Cagliari nella propria area di rigore. Barca va sul destro, poi torna ancora indietro da Balardin, cerchio di centrocampo, pallone in verticale per Gabbi, lo difende molto bene la numero 12 ancora dall'attacco di Nayara, buono il lavoro di Gabbi, recupera ancora palla alla Lazio, poi l'errore qui di Pinheiro, pallone leggermente lungo per Balardin, sbaglia la Lazio, recupera Cagliari, quindi fallo laterale in favore della squadra ospite con Marchese che andrà a riavviare il gioco. C'è accanto a lei Nayara pronta a ricevere la numero 11, servita ora, poi va a sinistra per Taina Santos, il pallone col destro di prima, bellissimo, a cercare Marchese che cerca di servire in mezzo Mendes, pallone debole, interviene bene Arianna Tirelli che poi va in profondità a cercare Grieco, rientrata adesso al posto di Gabbi, nuovi cambi nella Lazio, rientrano Tanigna, Vanessa e Beita, escono Barca, Balardin e Pinheiro, le cambia tutte e quattro ora la Lazio. Marchese fronteggiata da Tanigna, l'1-2 con Taina Santos, pallone lungo stavolta di ritorno della numero 20, cerca sempre questo movimento la numero 17 ospite, pallone appoggiato dietro e poi lo scatto sull'out di destra. Beita, Vanessa, ancora Beita in verticale per Grieco, si muove molto bene in anticipo su Taina Santos, Grieco prova a cercare il tiro, la parata di Mascia, poi il pallone che rimane lì, Vanessa Mascia dice di no, gran risposta qui della numero 1 cagliaritana sul mancino di Vanessa, vicino al quarto gol alla Lazio. Buono l'appoggio di Tanigna per Vanessa che senza pensarci due volte ha concluso col mancino. Ora calcio d'angolo, pallone che va fuori, ancora per Vanessa al volo, Mascia dice ancora di no. Quindi riparte Cagliari, ora con Mendes, con la suola, va avanti, Mendes non riesce a trovare Marchese, recupera la Lazio che era un po' di spazio con Tanigna, c'è Vanessa a sinistra, la serve ora Tanigna. Tocco però di Mascia che sembrava esserci, voleva il calcio d'angolo, niente, secondo il direttore di gara rimessa dal fondo, quindi riparte Cagliari con Nayara, sembrava esserci il tocco della numero 1 cagliaritana, non secondo il direttore di gara. Qui Nayara riceve, pallone dentro per Marchese, gran gol di Cagliari, qui ottimo l'appoggio di testa di Nayara, il gol della numero 17 Marchese, voleva il calcio d'angolo prima Vanessa.
Si lamenta ancora la numero 77 per calcio d'angolo non chiamato in precedenza. Sulla ripartenza è arrivato il gol ospite. Punteggio quindi ora sul 3-1 per la Lazio, quando mancano 3 minuti e 54 alla fine del primo tempo. Riparte la Lazio con Vanessa, appoggiato a sinistra per Tanigna. Tanigna prova a saltare al numero 21, Cuccu. Poi il pallone in verticale per Grieco, che non riesce ad agganciare, quindi Mascia riparte, toccò a sinistra per Mendes. Quindi Nayara in verticale, ottimo il lavoro, incontro di Beita che allarga di prima per Tanigna. Ancora Vanessa, Beita a sinistra, Mendes su di lei, pallone dietro per Vanessa, quindi ancora Tanigna. Sempre Lazio in avanti, Tanigna sbaglia il tocco con Beita che veniva incontro. Recupera quindi il possesso, ora Cagliari. Mendes, Nayara, tocco dietro per Mascia. Cerca ancora il tocco lungo a cercare il movimento di Cuccu. Attenzione l'errore qui di Tirelli con Cuccu che prova a girare col destro. Pallone che si perde sul fondo. Può ricominciare ora Arianna Tirelli. Tocco lì per Tanigna, riparte ancora la squadra di casa con la numero 10 che avanza. Poi il tocco a destra per Vanessa, ancora Tanigna. Quindi Beita a sinistra, la spagnola prova a fronteggiare Nayara, poi si appoggia ancora una volta, quindi Vanessa. Di nuovo Tanigna a sinistra, Cuccu su di lei. Tanigna cerca un varco per passare, non lo trova, allora appoggia nuovamente per Vanessa. Beita a destra. Ancora Tanigna in mezzo al campo, Tanigna prova il dribbling, esce bene Cagliari stavolta con recupero di Mendes e Nayara che si lancia, Nayara il tocco a sinistra, impreciso per Cuccu. Buona la copertura di Tanigna, recupera quindi la Lazio quando mancano poco più di 2 minuti e mezzo al termine del primo tempo. Punteggio sempre di 3-1 in favore della squadra di casa. Riparte la Lazio con Beita, va a sinistra da Vanessa, nuovamente la spagnola. A destra da Tanigna. Tanigna vuole il movimento di Grieco in mezzo. Tanigna una finta, alla fine appoggia a Beita che va a sinistra da Vanessa. Di prima per Tanigna. Ancora Vanessa. Beita prova ad accelerare ora il possesso alla Lazio. Tocca ancora di prima. Beita in verticale per Grieco. Pallone impreciso. Una finta di Taina Santos. Pallone che si perde sul fondo con Mascia che lo può rimettere in gioco. Tocco corto per Taina Santos, quindi Nayara a sinistra, forte per Mendes, buon il controllo della numero 18 che poi prova a lanciarsi. Ancora Mendes, cerchio di centrocampo, prova il pallone in verticale, 2 deviazioni prima di Vanessa, poi di Tanigna, recupera la Lazio, Tanigna prova subito a lanciarsi, pallone in verticale per Grieco, sul fondo Grieco, il tocco dietro impreciso con la suola per Tanigna. Cercato di liberare la numero 10 alla conclusione, non ha trovato il tocco all'indietro, quindi possesso recuperato da Cagliari. Ora con Nayara che tocca a sinistra per Mendes. C'è Grieco su di lei, passa Mendes, passa anche su Beita. Buono il lavoro della numero 18. Mendes, area di rigore, Vanessa, Mendes, Tirelli dice di no. Gran parata di Tirelli, errore forse di Mendes, poco lucida. Poteva servire la numero 21 Cuccu che si era mossa molto bene. Ha sprecato qui un'ottima occasione Cagliari in ripartenza. Quindi ancora Lazio con Vanessa. 1 minuto e 20 alla fine del primo tempo. Beita toccata ancora per Vanessa che va a sinistra da Tanigna. Mendes su di lei, Tanigna va sul destro, una finta, Tanigna poi appoggia dietro per Vanessa. Ancora Beita, bene per Vanessa che ha un po' di spazio a sinistra. Vanessa finta la conclusione, poi va col destro debole, rimpallato da Taina Santos. Riparte ancora Cagliari con Nayara che sbaglia, tocco in profondità, poi Tirelli nella foga agonistica lancia subito lungo, pallone che si perde tra le braccia di Mascia. Ancora Cagliari che prova a proporsi in avanti, ottima la chiusura qui di Tanigna su Taina Santos e quindi ancora fallo laterale sulla tre quarti offensiva per Cagliari. Taina Santos, tocco in verticale per Cuccu, ma aspetta un secondo di troppo qui Taina Santos e quindi fallo laterale che sarà per la Lazio, ma c'è un altro time out. Solo 45 secondi al termine del primo tempo, ricordiamo Lazio in vantaggio per 3-1 sul Cagliari.
La doppietta di Grieco, il gol di Vanessa e poi il gol di Marchese a riaprire la sfida per Cagliari. Si può ricominciare, fallo laterale che sarà in favore della Lazio. Vanessa sul pallone, appoggia per Tanigna. C'è a sinistra Beita con un po' di spazio, riceve ora la spagnola, poi appoggia nuovamente alla numero 10 che va da Vanessa. Deve tenere il possesso la Lazio in questi ultimi secondi del primo tempo. Tanigna, fronteggiata da Cuccu, Tanigna, una finta, Tanigna cerca il dribbling, poi appoggia bene a destra per Beita che di prima va a cercare Grieco, lungo il pallone della numero 7, recupera il possesso Cagliari con Mascia che ha toccato per Taina Sosa, buono il dribbling su Beita, poi prova a calciare, Vanessa si frappone e tocca ancora in fallo laterale, ancora 20 secondi in questo primo tempo. Qui Cucco prova a difendere il pallone per Taina Santos, poi forse un fallo di sfondamento della numero 20 che tiene il possesso, poi lavora da terra. Alla fine calcio di punizione che sarà in favore della Lazio, attenzione che si è fatta male Grieco. Sembra aver preso una botta al volto, non so se cadendo su una sbracciata della numero 20. Nulla di grave, si rialza ora la numero 20 biancoceleste. Dolorante ma resiste Alessia Grieco. Beita, tocca per Vanessa, ancora Beita, va a sinistra da Tanigna. Ancora Vanessa, prova a andarsene sul mancino, Vanessa buono, il tocco in verticale ancora per Grieco che difende il pallone sull'attacco di Mendes, mentre arriva la sirena che ci dice che è finito il primo tempo tra Lazio e Cagliari, Lazio in vantaggio per 3-1, ricordiamo la doppietta di Alessia Grieco ad aprire la gara, poi il gol di Vanessa e quindi quello di Marchese a riaprire i giochi. Una piccola pausa e ora ci ritroveremo per il secondo tempo.
Va. Ok. Tutto pronto per l'inizio della ripresa, ancora qualche istante e poi si darà il via ai secondi 20 minuti di questa gara. Calcio d'avvio che sarà della Lazio. Lazio che torna in campo con il quintetto titolare con Tirelli, Vanessa, Beita, Tanigna e Greco. Cagliari con Mascia, Vargiu, Taina Santos, Marchese e Gasparini, quindi i due quintetti che hanno iniziato la gara. Si ricomincia, no, ancora qualche secondo. Ora sì, arriva il fischio dell'arbitro, quindi Lazio che può gestire il primo possesso di questo secondo tempo con Greco che ha ricevuto a sinistra, prova subito a puntare, poi con la suola appoggia a Beita che va in verticale da Tanigna. Ancora Beita nel cerchio di centrocampo, va a destra da Vanessa. Prova a rientrare, poi il tocco per Beita che si è allargata a sinistra. Ancora Vanessa, tocco dentro per Alessia Greco, l'anticipo di Taina Santos. Era perfetto il pallone della numero 77 sulla testa di Greco. Arrivato però l'anticipo di Taina Santos che ha toccato in calcio d'angolo con Beita. Adesso la Lazio, pallone dentro per Greco, il tiro rimpallato da Tanigna che si è trovata lì in mezzo. Era un'ottima occasione questa per Alessia Greco, non è riuscita a spostarsi la numero 10 di biancoceleste. Ora Mascia, toccò in profondità, non c'è nessuno, controlla Vanessa insieme a Tirelli. Riparte ancora la Lazio con la numero 77 che ha toccato per Tanigna. Ancora Vanessa, va a destra da Beita. Movimento incontro di Tanigna che poi va in verticale a memoria da Greco. Pallone lungo, recupera Cagliari con recupero però di Alessia Greco in pressing. Tanigna, il tocco lì per Vanessa. Vanessa, Mascia, Greco! Ancora Mascia! Il calcio d'angolo tiene vive le speranze di Cagliari con una doppia parata fenomenale. La numero 1 cagliaritana. Prima su Vanessa, poi su Greco. Le due giocatrici più pericolose in questa partita per la Lazio. Calcio d'angolo quindi in favore delle biancocelesti. Sempre Beita dalla bandierina. Toccò dentro la deviazione, l'anticipo di Mascia su Tanigna. Poi prova subito a ripartire Cagliari con Mascia che tiene il pallone, poi cerca in verticale Taina Santos, l'errore con Beita che però si allunga la sfera. Vargiu la riconquista, il tocco in verticale per Marchese. Buona la chiusura di Vanessa che poi appoggia con la suola. Bene per Tanigna, gestisce ora il possesso la Lazio con Beita che scambia con Tanigna. Ancora la spagnola in verticale da Vanessa. Ancora Beita a destra da Tanigna, arriva Marchese forte su di lei. Tanigna non ha spazio, allora cerca Vanessa che si muove dietro di lei. Scambiano ancora le due, poi qui Tanigna non si intende con Beita che era a sinistra ma si era mossa verso il centro, ha fatto un velo. Quindi per nessuno la numero 10 biancoceleste, pallone riconquistato dal pressing offensivo ospite. E ora con Gasparini si appresta a battere questo fallo laterale in zona offensiva. Gasparini cerca un movimento, poi il pallone che va sul secondo palo per Taina Santos, l'anticipo di testa ottimo di Vanessa. Fallo laterale sull'out di sinistra per Cagliari con Taina Santos che cerca il tocco ancora sul secondo palo a cercare Gasparini. Buono l'anticipo di Tanigna che poi prova a ripartire, ottimo il lavoro di Tanigna che poi appoggia per Vanessa. In verticale, ottimo il pallone per Greco, a tu per tu con Mascia, Greco! Il 4-1 della Lazio, gran palla in verticale di Vanessa. Greco bravissima col mancino a mettere sotto le gambe di Mascia e siglare il terzo gol personale, il quarto di giornata per la Lazio. Lazio che torna sul +3 in avvio di secondo tempo. Dopo 2 minuti di gioco in questa ripresa la Lazio trova la via del gol. Quindi Lazio 4, Cagliari 1. Cagliari che ora riparte con Vargiu che ha toccato per Taina Santos che va subito in profondità. Pallone lunghissimo dove non può arrivare Marchese. Allora rimessa dal fondo con Arianna Tirelli che tocca a destra per Vanessa.
Beita. Riparte la Lazio, tocca a sinistra per Tanigna. Errore difensivo in precedenza di Cagliari che si è fatta sfuggire Grieco. Quindi ancora Lazio, ora con Tanigna. Tanigna si prende lo spazio che ha a destra. Tanigna va col destro, Mascia riesce in due tempi a bloccare la sfera. Quindi Marchese a destra, prova a liberarsi. Marchese, toccò dentro per Taina Santos, impreciso. Tanigna, buona la copertura della numero 10, fallo laterale quindi in favore della Lazio, con Vanessa che si avvicina al punto di battuta. Tocca lì per Tanigna. Quindi Beita a sinistra, la spagnola fronteggiata da Vargiu. Beita poi va dietro ancora da Tanigna, quindi Vanessa, cerchio di centrocampo per la numero 77, bellissimo, ancora il pallone in verticale per Tanigna che tocca dentro per Grieco che sigla ancora il gol. Gran palla, grande azione della Lazio, mattatrice di giornata Alessia Grieco, la numero 20 laziale, segna il quarto gol personale di giornata. Lazio che va sul 5-1, ottima palla in verticale di Vanessa, buonissimo anche il tocco di Tanigna dentro per Grieco. Ora Lazio le cambia tutte e quattro, entrano Barca, Pinheiro, Gabbi e Ballardin. Cambia quindi il quintetto la squadra di casa, avanti ora di 4 reti. Riparte ancora Cagliari con Marchese che ha toccato per Taina Santos. Ballardin su di lei, buono l'anticipo di Barca. Riparte ancora la Lazio con Gabbi che sbaglia, il tocco a destra per Ballardin, sbaglia anche Marchese però poi riesce a rimediare, guadagna comunque un fallo laterale Ballardin. Possesso che rimane in favore della squadra di casa con Pinheiro che con calma si avvicina al punto di battuta. Buona la diagonale difensiva qui di Marchese che però per poco non lanciava la numero 9 a tu per tu con Mascia. Qui ancora Ballardin! Il tocco di Pinheiro, Ballardin trova il 7 alla destra di Mascia e altro gol in favore della Lazio. Partita fortissima in questa ripresa, conclusione imprendibile della numero 9. E quindi 6-1 in favore della Lazio quando mancano poco meno di 17 minuti al termine. Lazio che fa 3 gol in 3 minuti praticamente in avvio di ripresa. Ora Marchese, prova a rispondere Cagliari con Marchese che ha appoggiato dentro il pallone per Naiara. Buona la chiusura di Pinheiro, fallo laterale in favore di Cagliari. Naiara, tocco fuori per Taina Santos, va a destra da Vargiu. Lo stop non preciso, poi tenta il tocco dentro per Marchese, buono il lavoro, Taina Santos, arriva il gol di Cagliari, buono lo scambio tra Vargiu e Taina Santos, e arriva alla rete della numero 20, bravissimo a incrociare qui col mancino, non riesce ad opporsi Tirelli. Quindi Lazio 6, Cagliari 2, secondo tempo a ritmi altissimi qui al Pala James. Riparte ancora la Lazio, Pinheiro. Toccate dietro per Barca, quindi Ballardin. Ancora Barca. Riceve la capitana, appoggia ancora alla numero 9, quindi Pinheiro che si è mossa a sinistra. Barca all'1-2, pallone intercettato da Vargiu, ma lo recupera molto bene Barca, poi Gabbi prova a girarsi, Gabbi ancora lei, fronteggiata da Naiara, Gabbi prova ad andarsene sul mancino, Gabbi calcia, Mascia in due tempi la tiene lì. Quindi riparte ancora Cagliari con Marchese, la deviazione di Ballardin sul pallone per Taina Santos, fallo laterale ora per Cagliari. Taina Santos, poggia per Naiara, Gabbi su di lei, Vargiu, pallone impreciso, recuperato da Gabbi che stoppa, poi buona l'uscita di Naiara che contrasta e poi riparte, Ballardin su di lei, non le concede la conclusione, fallo laterale, ma buon lavoro della numero 11 in questo caso, che si è lanciata in contropiede dopo aver rubato il pallone a Gabbi. Ora laterale per le ospiti sull'out di destra con Vargiu che lascerà lì a Naiara. Scambio con la suola, ancora Vargiu, tocco sbagliato per Taina Santos che non arriva. Perde il possesso Cagliari e lo recupera quindi la Lazio, si avvicina a Pinheiro. Mette giù il pallone la numero 17, tocca per Ballardin che ha un po' di spazio, Ballardin, tocco per Gabbi a sinistra, Gabbi prova a sfidare Naiara, andarsene sul mancino e calcia di poco largo alla sinistra di Mascia, ha cercato la via del gol la numero 12 biancaceleste, non trovando lo specchio, riparte quindi ancora Cagliari con Mascia che ha toccato lì con Marchese, quindi Mendes
rientrata la numero 18, sbaglia ancora, Taina Santos non trova l'aggancio con la suola sul pressing di Ballardin, fallo laterale quindi ancora in favore della Lazio. Arriva sempre Pinheiro alla battuta, poi lascia a Ballardin che calcia forte verso Gabbi, che prova a controllare, poi recupera però Marchese. Buono il lavoro di Gabbi e Ballardin, anzi Barca che recuperano il pallone. Ora Cagliari che prova a lanciarsi con Marchese, 2 su di lei, Marchese riesce a passare, un fallo secondo l'arbitro ai danni della numero 17, fair play poi tra le due numero 17 con Pinheiro che l'aiuta a rialzarsi. Calcio di punizione già battuto per Cagliari, ma controlla il punto di battuta il direttore di gara. Da ripetere il calcio di punizione in favore della squadra ospite. Taina Santos sul pallone, la sola Ballardin in barriera. Occhio ai movimenti all'interno dell'area di rigore con Marchese vicinissima alla linea di porta, anche Mendes e Naiara tutte all'interno dell'area di rigore. Parte Taina Santos col destro forte verso la porta, Tirelli, poi Mendes, ancora Tirelli, poi Marchese, riparte la Lazio con Barca, l'errore di Marchese, quindi Ballardin, Gabbi, l'anticipo di Mendes, ma recupera ancora la Lazio con Ballardin che scivola ma riesce a ritrovare la sfera. Pinheiro, vuole un movimento, Pinheiro alla fine appoggia per Barca, Marchese su di lei, non riesce a ripartire, frena solo l'azione biancoceleste che ora gestisce con Ballardin. Ancora Barca, verticale da Gabbi, c'è Mendes su di lei, Gabbi non riesce ad appoggiare ma riesce a guadagnare un fallo laterale. Andrà la numero 9 Ballardin, fallo laterale sull'out di destra all'altezza del cerchio di centrocampo. Barca, toccata a sinistra per Pinheiro. Ancora 14 minuti e 30 secondi al termine del match, punteggio sul 6-2 in favore della squadra di casa. Qui Ballardin deve gestire un pallone complicato, c'è movimento in profondità, non si capiscono Ballardin e Pinheiro, perde palla la Lazio, gestisce adesso Cagliari con Mendes, Marchese a destra, pressata da Barca, tocco in verticale, buono l'anticipo di Ballardin che subisce anche il fallo di Naiara, calcio di punizione quindi in favore della Lazio. Buon lavoro difensivo della numero 9 che ha anticipato la numero 11 ospite. Ora Barca, tocca a destra per Pinheiro, chiama un movimento, il tocco a sinistra ancora per Barca, torna ancora una volta dietro da Pinheiro, Ballardin, ancora Pinheiro, cerca il tocco corto per Ballardin, si muove a destra Barca, Barca, Pinheiro, buono lo scambio, quindi Ballardin in profondità per Gabbi, buono l'aggancio della numero 12 che prova a liberarsi sul mancino, è grandissimo gol qui di Gabbi. Mani al cielo poi per la numero 12, grande aggancio con il piattone sinistro, si libera sul mancino e calcia con un bolide, batte Mascia, 7-2 in favore della Lazio. Primo gol di giornata per Gabbi che in questo secondo tempo aveva già cercato un paio di volte la via del gol, stavolta lo trova con un tiro davvero violento che si perde sotto la traversa, difesa da Mascia. Ancora gol quindi per la Lazio, riparte ancora una volta dal cerchio di centrocampo Cagliari con Mendes che tocca male per Naiara. Pinheiro prova subito a lanciarsi a sinistra, il tocco dentro per Ballardin a metà tra lei e Gabbi, riparte Cagliari con Azzori che prova a saltare Barca, buono il dribbling, poi recupera però Ballardin, Pinheiro, Gabbi cerca un dribbling da ultimo, poi il pallone in verticale che va per Barca che riesce a tenere il possesso, no, fallo laterale che è in favore di Cagliari. Quindi Naiara, cerchio di centrocampo, tocca a destra per Taina Santos. Poi chiama un fallo il direttore di gara di Naiara su Gabbi, ha sbracciato la numero 11 sulla numero 12 biancoceleste. Quindi nuovi cambi in favore della Lazio, dentro nuovamente Beita, Vanessa e Tanigna. Rimane in campo Gabbi. Vanessa, Beita. Cerca in verticale, ancora Vanessa, pallone bellissimo, Vanessa va dentro a cercare Gabbi, ottima diagonale qui di Taina Santos che anticipa la brasiliana con il numero 12, calcio d'angolo in favore della Lazio, mentre ora esce Gabbi, entra D'Angelo con la maglia numero 19. Pallone che va fuori per Vanessa, subito per D'Angelo che la difende, la perde ma c'è un fallo, calcio di punizione, anzi no, fallo di D'Angelo secondo l'arbitro.
Quindi calcio di punizione in favore della squadra ospite, che è ripartita con Azzori. Tocca per Taina Santos, quindi Mendes che ha un po' di spazio a sinistra. Mendes rientra sul pressing di D'Angelo. Quindi ancora Taina Santos, capisce tutto, Tanigna recupera, Tanigna va sul destro, Tanigna pone il dribbling, Azzori su di lei, poi si ferma. La numero 10 tiene il possesso, ottimo il lavoro di Tanigna, che scambia ora con Beita. Ancora Tanigna, ora la spagnola, allarga a destra, cerca ancora una volta Tanigna. Cerca ancora il dribbling sul destro, poi appoggia per Beita. Ancora Tanigna con la suola, serve D'Angelo, quindi Mendes. E tocca la sfera in calcio d'angolo. Possesso in favore della Lazio, calcio d'angolo. Voleva la rimessa dal fondo al numero 1 ospite, Mascia. Ultimo tocco però che è stato della numero 18 Mendes. Allora Tanigna, pallone che va fuori, Vanessa, stop e calcia. Murata da Taina Santos, recupera però il possesso alla Lazio con Beita. Tocca per Tirelli, Vanessa di prima, buona l'uscita ancora laziale con Beita. Ancora Vanessa, c'è Azzori su di lei, appoggia dietro per Beita. Ora nuovamente Vanessa, quindi la spagnola allarga per Tanigna. Tanigna, Mendes su di lei, prova ad andarsene Mendes, rischia un po' qui Tanigna il dribbling con Mendes che in scivolata riesce però solo a toccare il pallone in fallo laterale. Possesso che rimane quindi per la squadra di casa con Beita sul punto di battuta. Ancora 12 minuti al termine della gara, punteggio sul 7-2 in favore della Lazio. Tanigna, toccato per Vanessa a destra, ancora Tanigna, si gira, poi serve a sinistra Beita, viene incontro Vanessa, cerchio di centrocampo per la numero 77, ancora il pallone in verticale per Beita, leggermente lungo, era riuscita ancora a trovare un varco nella difesa cagliaritana. Vanessa, ora Mendes, appoggia lì per Gasparini, si muove a sinistra Naiara, il pallone va per Mendes, buono il pressing di Beita che recupera il pallone, appoggia dietro a Arianna Tirelli che può gestire, tocco per Tanigna, pressata forte ora da Naiara, buono il lavoro di Beita a portarle via la marcatrice. Quindi ancora Tanigna, Beita, Vanessa in mezzo al campo, tocco ancora per Tanigna a sinistra, restituisce per D'Angelo che può controllare, non riesce ad evitare l'out, fallo laterale quindi per Cagliari con Gasparini che appoggia per Mendes, quindi Naiara allarga ancora per Gasparini, ancora la numero 11, quindi Mendes, buono il pallone scavato per Gasparini, l'anticipo di Beita che poi la dribbla, Beita ancora col possesso, Beita al tocco dentro per Tanigna che stop col mancino, tenta il tocco sotto, pallone che si infrange contro la traversa, vicinissima all'ottavo gol la Lazio. Riparte ancora Cagliari con Gasparini che ha toccato lì per Naiara, deve gestire un pallone complicato, poi lo butta in profondità dove controlla Beita che ora riceve da Tirelli. Riparte la Lazio ancora con Vanessa che restituisce alla spagnola, va a sinistra da Tanigna che va di prima da Vanessa, ancora Tanigna che viene incontro, una finta, poi va a sinistra da Beita, c'è Gasparini su di lei, anche Naiara, allora torna dietro, sempre Vanessa in possesso, buono il pallone subito per Beita in verticale, cerchio di centrocampo, ancora la 77, Tanigna, Naiara su di lei, torna dietro, gestisce ora il possesso alla Lazio, non ha fretta sicuramente di attaccare la squadra di casa. Vanessa, c'è Beita, ancora Vanessa, scambiano le due, poi il tocco poteva andare a destra, una finta invece di Beita che prova a liberarsi, scambia ancora con Vanessa che va da Tanigna, c'è Naiara su di lei, gestisce ancora il possesso della Lazio ora con Beita, meno di 10 minuti al termine, Beita prova a passare, Gasparini, ottimo il possesso laziale, qui Gasparini tocca in fallo laterale, già riavviata l'azione la Lazio ancora con Vanessa e Tanigna che scambiano, poi il tocco in verticale per D'Angelo che tenta un aggancio complicato con il mancino, non riesce a tenere la sfera, sarà quindi fallo laterale in favore di Cagliari. Intanto sostituisce la numero 27 Azzori, rientra con la numero 4 Vargiu di Gasparini. C'è un buon movimento di Naiara, servita ora la numero 11 in mezzo al campo, il dribbling su D'Angelo, il tocco a destra per Vargiu, Vanessa su di lei, Vargiu prova a passare, Vanessa riesce a toccargliela in fallo laterale.
Possesso ancora ospite, quindi con Naiara che tocca dietro per Gasparini. Un po' di spazio a sinistra per Mendes. Tanigna su di lei, tocca in verticale per Naiara che torna indietro, ancora Mendes. Quindi Gasparini in verticale, buona la chiusura di Vanessa. Vanessa poi vuole la trattenuta di Vargiu, nettissima, calcio di punizione e cartellino giallo per la numero 4 ospite che si lamenta, ma netta la trattenuta con Vanessa che poteva lanciarsi verso la porta di Mascia. Calcio di punizione ora in favore della Lazio sulla tre quarti offensiva. Si può anche andare verso la porta da quella posizione. Sono Tanigna e Vanessa sul pallone. Intanto è rientrata Alessia Grieco nella Lazio al posto di D'Angelo. Sarà Vanessa ad incaricarsi del calcio di punizione. Attende solo il via libera del direttore di gara, che arriva ora alla rincorsa di Vanessa che va col mancino bene a cercare Beita. Lo scambio Vanessa! Ottavo gol di giornata per la Lazio, secondo per Vanessa, gran gol della numero 77 con lo scambio con Beita. Non è riuscita a capire le intenzioni della 77, la difesa cagliaritana, sigla ancora Vanessa. E ora cambi nella Lazio, rientrano Ballardin, Pinheiro e Barca, che rimangono in campo insieme ad Alessia Grieco. Ancora riparte Cagliari dal cerchio di centrocampo. Mendes ha toccato dietro per Naiara, ancora Mendes, Pinheiro su di lei, non si passa, tocca in fallo laterale. Buona chiusura qui di Pinheiro. Ora Naiara va a sinistra da Vargiu, Ballardin su di lei, tocco rimpallato, quindi Barca esce bene in anticipo su Vargiu. Pinheiro tiene il possesso, appoggia per Barca, quindi Ballardin ancora per Pinheiro, difende il pallone, Pinheiro non ha spazio, Pinheiro si porta il pallone sull'out, ma c'è calcio di punizione, una spinta secondo il direttore di gara di Naiara. Si lamenta la numero 11 ospite che aveva guadagnato il possesso con il fallo laterale, ma chiamato l'irregolarità il direttore di gara. Sarà quindi calcio di punizione in favore della Lazio. Ancora 8 minuti e 37 secondi al termine, Lazio avanti di 6 reti, 8-2 il punteggio. Pinheiro appoggiato lì per la capitana Barca, quindi Ballardin sfida Vargiu, Ballardin, doppio passo, se ne va sul destro Ballardin, Mascia si oppone e dice di no per la ripartenza. Attenzione all'errore, Pinheiro che recupera, Pinheiro appoggia lì per Grieco che cerca lo scavetto, esce bene ancora Mascia che tiene il possesso, ma cerca il tocco lungo per Mendes, non trova il varco e quindi recupera la Lazio con Ballardin che ha ricevuto da Tirelli. Una finta su Mendes, poi il tocco a sinistra per Barca che prova a saltare Marchese. Buono il lavoro della numero 17, recupera Cagliari con Naiara che cerca la conclusione con il destro in due tempi. Tirelli tiene lì la sfera, poi il tocco a sinistra per Ballardin. Ballardin ha un po' di spazio, Vargiu sempre su di lei, il doppio passo, Ballardin va sul mancino e calcia, forse una deviazione di Vargiu che poi si fa anche male cadendo, la numero 4. Arriva il medico a sincerarsi delle condizioni della giocatrice ospite. Probabilmente cadendo ha messo male la mano. Sì, sembra un problema alla caviglia, probabilmente una storta per la numero 4, arriva un po' di ghiaccio. Vedremo se sarà in grado di continuare la gara la numero 4. Sarà comunque calcio d'angolo in favore della Lazio. Buon lavoro in questo caso di Ballardin. Cambio nella Lazio, intanto è uscita Tirelli, è entrata Scarcella con il numero 22 in porta. Non sembra in grado di continuare la gara la numero 4 Vargiu, che si trascina al di fuori del terreno di gioco. Entrerà Cuccu tra le fila ospiti, la numero 21 capitana, la formazione cagliaritana.
C'è Pinheiro sul punto di battuta per la Lazio, tocco che va fuori per Ballardin che calcia al volo, malissimo. Strozza troppo la conclusione con il destro e quindi rimessa dal fondo in favore di Cagliari a 8 minuti dal termine. Mascia, chiamano schema. C'è movimento in profondità di Cuccu. C'è Barca su di lei. Poi il pallone che va verso Marchese, buona chiusura di Pinheiro che però col petto restituisce praticamente il pallone a Marchese, poi lo riconquista molto bene. Qui la 17, Grieco, una finta su Marchese che riesce a intervenire. Fallo laterale in favore della Lazio, tiene il possesso Alessia Grieco. Intanto l'arbitro si lamenta con Marchese, qualche parola di troppo qui per la numero 17 che voleva un fallo in precedenza di Pinheiro. Laterale a favore della squadra di casa con Pinheiro che tocca per Alessia Grieco che viene a prendersi il pallone nel cerchio di centrocampo, la numero 20, una finta, non trova spazio, alla fine appoggia per Barca, ancora Alessia Grieco, il movimento in profondità di Pinheiro, la prova a servire Grieco, pallone leggermente lungo della numero 20, non trova la sfera Pinheiro, calcio di punizione, fallo laterale in favore di Cagliari che ora chiama un time out. Si può riprendere il gioco con Taina Santos che tocca lì per la numero 11 Naiara che tenta una finta, buono il tocco di ritorno per la numero 20 Pinheiro in uscita, riesce a tenere il possesso in qualche modo Taina Santos e a toccare a sinistra per Cuccu, buono lo scavetto a servire a destra Naiara, un po' di spazio la numero 11, tocca in verticale per Marchese che di prima cerca Taina Santos all'interno dell'area di rigore, la chiusura di Ballardin, calcio d'angolo in favore del Cagliari. Con Naiara che si avvicina al punto di battuta. Con Naiara, movimento fuori di Marchese. Cerca di servirla, Grieco si frappone. Alla fine nuovo calcio d'angolo in favore del Cagliari. Con Pinheiro che ha toccato sul fondo. Allora Naiara. Tocca lì per Taina Santos che va forte verso la porta. Difesa da Scarcella. Tiro. Si perde direttamente sul fondo, riparte la Lazio con Ballardin, Barca. Avanza un po' la numero 6, poi serve a sinistra Pinheiro, ancora Barca, quindi Ballardin. Sinistra da Barca. Si appoggia nuovamente alla numero 9, c'è il movimento a destra di Pinheiro che stoppa con la suola e torna nuovamente da Ballardin. Ancora Pinheiro, dietro per Barca. Pinheiro, ora un po' di spazio, vediamo se punta Naiara. Pinheiro, tocco centrale per Ballardin, buona copertura di Taina Santos, recupera Cagliari con Mascia che tiene lì la sfera, prova il lancio lungo a cercare Cuccu, quindi Barca rischia sbagliando l'aggancio ma prendendo in controtempo Cuccu che non si aspettava l'errore della numero 6, qui sbaglia Scarcella, recupera Cagliari con Cuccu che prova a liberare il mancino. Si oppone Barca, calcio d'angolo in favore di Cagliari, buona occasione qui per la capitana ospite. Ha recuperato bene la posizione, stavolta Barca non le ha concesso la conclusione verso i pali difesi da Scarcella. Calcio d'angolo per Cagliari, pallone che va fuori a cercare Taina Santos, l'anticipo di testa di Ballardin. Ancora 6 minuti e 9 secondi al termine, scambiano qui Taina Santos e Naiara.
tocco direttamente sull'out, fallo laterale che sarà in favore della Lazio sulla tre quarti difensiva, con Ballardin che è pronta a toccare per Barca accanto a lei. Tocco che arriva ora, Barca va a destra da Pinheiro, un po' di spazio nel cerchio di centrocampo, ancora la capitana Barca, poi si muove sull'out di destra. Ballardin serve ora Barca, una finta, poi ancora Ballardin, quindi Pinheiro gestisce il possesso alla Lazio, tocca ancora dietro per Barca, occa al pressing di Cuccu, riesce a tenerla Barca in qualche modo, poi Ballardin cerca il dribbling su Naiara che riesce a chiudere in tempo le gambe e a toccare in fallo laterale. Cambio nella Lazio, fuori Grieco, Barca, dentro di nuovo Beita, Vanessa e D'Angelo. Sì, no, Beita, Tanigna e D'Angelo. Qui ci mette troppo la Lazio a battere questo fallo laterale. Controfallo quindi in favore di Cagliari, con Taina Santos che appoggia lì a destra per Marchese. Buono il lavoro di D'Angelo in pressing, fallo laterale ancora per Cagliari. 5 minuti e 30 secondi al termine, 8-2 il punteggio in favore della squadra di casa. Qui Naiara sbaglia il tocco in verticale, sbaglia anche Ballardin, però lasciando lì per Marchese. Tocco va dentro per Cuccu, buona diagonale di Beita che non gli concede il tocco dentro di ritorno per Marchese. Cambio anche nelle fila ospiti, esce Naiara, dentro Mendes con la maglia numero 18. Calcio d'angolo con Marchese, cerca il movimento dentro di Cuccu che va in anticipo su Beita. C'è ancora calcio d'angolo, riuscita a chiudere la spagnola, sempre Marchese dalla bandierina. Marchese, pallone forse in movimento, chiama rimessa dal fondo qui l'arbitro. Sembrata forse una via di mezzo perché c'era forse un controfallo in favore della Lazio, pallone che però sembrava finito in calcio d'angolo in favore di Cagliari. Alla fine rimessa dal fondo, comandata dal direttore di gara, può gestire nuovamente il possesso la Lazio con Beita. Quindi ancora Ballardin, Tanigna cerca il dribbling, Tanigna se ne va sul destro, cerchio di centrocampo, appoggia per sinistra per Beita, Marchese su di lei, Beita non cerca il dribbling, alla fine si porta da sola il pallone sull'out, recupera quindi la sfera Marchese. Ancora 4 minuti e 48 secondi al termine. Mendes, buono il dribbling su D'Angelo e si lancia, tocca a sinistra per Taina Santos, Tanigna su di lei, la salta Taina Santos, poi tocca in mezzo, è debole però recupera la Lazio qui con Tanigna, attaccata forte da Mendes, rischiato un po' qui Scarcella con pallone per Tanigna che non aveva visto l'arrivo velocissimo di Mendes. Alla fine fallo laterale per la Lazio. 3, rimane a terra Taina Santos che chiama il medico, sembra toccarsi l'inguine, forse problema muscolare quindi per la numero 20. Forse crampi. Si rialza ora la numero 20, Taina Santos, che chiede il cambio. Pronta Gasparini a rientrare sul terreno di gioco con la numero 8. Ancora 4 minuti e mezzo al termine. Si può ricominciare adesso, è entrata la numero 8, Tanigna, tocca lì per Beita, riparte la Lazio, larga a sinistra per Ballardin. La numero 9 appoggia ancora a Beita, gestisce il possesso la squadra di casa, Tanigna, va ancora da Beita. Beita cerca un dribbling ai danni di Cuccu, poi il tocco dentro, Ballardin! Larga alla sinistra di Mascia, la conclusione col mancino di Ballardin a incrociare. Non avrebbe potuto nulla la numero 1 ospite che ha potuto solo guardare la sfera, terminare sul fondo. Riparte quindi Cagliari con l'errore di Gasparini che non trova Cuccu sulla destra. Pallone troppo arretrato per la sua capitana, pallone recuperato quindi dalla Lazio con Beita che può scambiare lì con Tanigna. Ci mette troppo però Beita, allora controfallo
Pallone recuperato quindi da Cagliari con ingenuità di Beita, che aveva lì Tanigna pronta a ricevere accanto a lei sola. Quindi era forse inutile aspettare quel secondo di troppo. Qui buona la chiusura di D'Angelo sull'appoggio di Cuccu. Fallo laterale, quindi qualche metro più avanti in favore di Cagliari con Gasparini. Gasparini tocca lì per Marchese che va subito a calciare forte verso la porta. D'Angelo respinge in fallo laterale. Gasparini, ancora Marchese, stavolta in verticale per Cuccu, cercano l'1-2, bene la chiusura di D'Angelo che poi sbaglia col mancino, il pallone per Beita, nuovo fallo laterale, sempre sulla tre quarti offensiva per Cagliari, sempre Gasparini sul pallone. Chiama movimento alle compagne, l'appoggio poi dentro per Marchese, ci mette tanto anche lei, nuovo controfallo, molto attento a queste rimesse laterali il direttore di gara, tante davvero i controfalli in questa gara. Beita, Tanigna, toccata a destra per Balardin, ancora Tanigna, una finta, poi va da Beita a sinistra, quindi ancora Tanigna, si muove a destra, c'è Azzori su di lei, Tanigna prova a liberarsi sul destro, poi rientra ancora Tanigna, va sul destro e calcia, Mascia col ginocchio destro, riesce a dire di no, fallo laterale in favore della Lazio. Comunque buona la prestazione della numero 1 ospite, che molte volte è riuscita a dire di no agli attacchi di casa. Tanigna, in verticale per Balardin, quindi D'Angelo, ancora Balardin con la suola, prova il dribbling su Mendes che chiude le gambe e riparte, ancora Mendes, buona la giocata in mezzo a due, poi appoggia per Azzori, quindi Gasparini, evita D'Angelo, Gasparini, tocco in verticale, sbagliato, recupera la Lazio con Beita, buono il tocco per Balardin, pallone che è uscito, secondo il direttore di gara, quindi fallo laterale in favore di Cagliari, si lamenta Balardin che riteneva di aver tenuto in campo la sfera. Quindi ancora Mendes, dribbling secco su Tanigna che commette fallo, senza cattiveria, calcio di punizione in favore di Cagliari. Buon dribbling qua di Mendes, il gioco di gambe a saltare la numero 10, poi appoggia dietro per Gasparini. D'Angelo su di lei, buona la chiusura della numero 19 che non le concede spazio. E quindi fallo laterale ancora per Cagliari con Marchese che ha appoggiato di nuovo a Gasparini, sempre D'Angelo su di lei, prova anche a trattenerla, poi Pinheiro riesce a chiudere la diagonale sul pallone per Marchese. Gasparini, tocco dietro che va per Azzori, subito va a sinistra da Mendes, sempre Tanigna su di lei. Mendes, Tanigna forte, senza fallo le chiamano le compagne, ancora Tanigna, Mendes riesce a toccare per Marchese, c'è Beita su di lei, Marchese va sul mancino e calcia, Scarcella, tocca in calcio d'angolo. Si avvicina Gasparini al punto di battuta, le lascia la sfera Marchese, ancora 2 minuti e 27 secondi al termine. C'è Gasparini, tocco forte con la punta, Scarcella in 2 tempi, tiene il possesso e quindi Lazio che riparte con Beita, Tanigna con un velo, la lascia passare, tiene il possesso la numero 10. Giocata intelligente, era pressata da Marchese e Gasparini. La riparte la Lazio con Pinheiro. Pinheiro prova un dribbling secco su Azzori, Pinheiro va col mancino, l'errore di Mascia, non c'è il tocco di D'Angelo sulla linea, il gol di Pinheiro, 9-2 in favore della Lazio, sinistro potentissimo di Pinheiro, Mascia che ha toccato con il piede ma non è riuscita a deviare in calcio d'angolo. Pallone che si perde alla sua sinistra, nuovo gol per la Lazio, 9° gol di giornata per la Lazio, che ora sostituisce Tanigna e Beita, rientrano Grieco e Barca. Ancora Cagliari a ripartire, 2 minuti al termine, con Gasparini che ha toccato per Mendes, chiama il pressing Tichetti, poi il fallo in uscita di D'Angelo che trattiene la numero 18 ospite. Calcio di punizione, 4° fallo del secondo tempo della Lazio. Marchese chiama la distanza di D'Angelo, la numero 17, poi tocca a destra per Mendes che di prima gliela restituisce molto bene. Marchese, Scarcella col destro, riesce a mettere in calcio d'angolo, ottima chiusura.
qui della numero 22 biancoceleste. Aveva cercato il primo palo, buona occasione qui per Cagliari con l'1-2 lungo tra Mendes e Marchese. Qui Gasparini va dritta verso la porta, Pinheiro riesce a frapporsi e poi anche a guadagnare il fallo laterale sul pressing di Marchese. Ancora possesso per la Lazio quando mancano 1 minuto e 45 secondi al termine. Pinheiro, tocca per Barca, quindi Alessia Greco, ancora Barca, va da Pinheiro. Pinheiro, una finta, il tocco per Barca, Barca esce forte, Mendes le tocca la sfera in fallo laterale. Ancora Lazio con Pinheiro nel cerchio di centrocampo che ha toccato a destra per Alessia Greco, in verticale di prima per D'Angelo che in qualche modo prova ad agganciare, non riesce a tenere il pallone in campo. Pallone che si perde sull'out di destra, recuperato quindi da Cagliari con Gasparini che tocca per Mascia. Movimento in profondità di Marchese, tocca lì per Mendes che prova a saltare Pinheiro, forse è un fallo di Pinheiro che allarga il braccio, calcio di punizione. Quinto fallo per la Lazio. Ancora 1 minuto e 10 da giocare in questa gara. Mendes sul punto di battuta, tocca lì per Gasparini, D'Angelo su di lei, forte il pressing, Marchese di prima, bene per Mendes a sinistra, torna indietro Mendes, ancora per Marchese, deve gestire un pallone complicato sul pressing di Greco, esce forte, Barca in anticipo su Azzori, recupera un bellissimo pallone la capitana biancoceleste, ancora Barca, tocca a destra per Pinheiro che controlla, poi appoggia di nuovo alla numero 6, Barca, ancora Pinheiro, Greco con la suola appoggia nuovamente a Barca, forte il pressing di Azzori, difende il pallone la capitana biancoceleste che poi tocca per Greco all'interno della propria area di rigore. Pinheiro cerca il dribbling, c'è il tocco di Mendes, fallo laterale quindi in favore della Lazio che tiene il possesso, ancora 30 secondi da giocare in questa gara. 3 punti che sembrano in cassaforte per la squadra di casa che ora lascia scorrere il tempo con il possesso palla. Pinheiro tocca a destra per Alessia Greco, Azzori su di lei in profondità, bene da D'Angelo che difende la sfera, la appoggia ancora nel cerchio di centrocampo per Greco, subito per Barca, Marchese su di lei, recupera palla alla numero 17, una delle migliori davvero nel Cagliari, poi perde palla sulla chiusura di Pinheiro. Ancora Cagliari, ma arriva ora il suono della sirena, termina la gara qui al Palagems, Lazio 9 Cagliari 2, Lazio che è sembrata in controllo dalle prime battute di gioco. Alessia Greco mattatrice di questa gara con 4 reti. L'appuntamento va alla prossima gara della Lazio qui al Palagems con Adriano Berruti. Arrivederci e buona serata.